Buongiorno a tutti e benvenuti. Mi presento, sono Alessandro Costanzo, sono direttore sviluppo e partnership di Junior Achievement per il Nord Italia. Con me c'è Francesca Mazzieri, che è Education Manager di GEA Italia, che condurrà la prima parte di questa giornata. Vi ringrazio le docenti, i docenti, le dirigenti e i dirigenti intervenuti qui presenti, collegati anche in streaming, per questo appuntamento dedicato all'orientamento secondo le soft skills, quindi come allenare le competenze del futuro, in particolare qual è la metodologia che come Junior Achievement Italia da 20 anni, perché siamo entrati nell'anno dei 20 anni di presenza in Italia, facciamo nell'ambito scolastico. Una piccola premessa sulla nostra realtà. Junior Achievement è un'associazione, un'organizzazione no profit, la più grande organizzazione no profit al mondo, impegnata nell'educazione imprenditoriale, l'alfabetizzazione finanziaria e l'orientamento. È una realtà presente che ha più di 100 anni, fondata negli Stati Uniti, in Massachusetts in particolare, nel 1919, oggi presente in 120 paesi del mondo e capace di raggiungere ogni anno milioni di studenti e di coinvolgere decine di migliaia di volontari. Dicevo un'associazione, ma è un'associazione che ha delle sue particolarità, nella misura in cui è un'associazione di imprese soprattutto, un'associazione formata da altri enti che decidono di aderire alla mission di JA, di cui poi parleremo, che è quella di sviluppare e potenziare le capacità dei giovani in vista di un loro inserimento di successo, diciamo, nel mondo del lavoro, nel mondo professionale, nella vita di adulti. Queste imprese ci sostengono e permettono di svolgere i nostri programmi a fianco degli studenti in modo gratuito e quindi di offrirli ai docenti, che poi sono i destinatari, diciamo, delle nostre proposte, sono i professionisti cui noi ci rivolgiamo per raccontare ciò che facciamo e convincerli a salire a bordo dei nostri programmi. Lo facciamo grazie al sostegno di realtà istituzionali e imprenditoriali. Oggi avremo un incontro diviso in due parti. Nella prima parte avremo il focus più tecnico, quindi come allenare le competenze del futuro, l'esperienza di orientamento di JA a cura della collega Francesca Mazzieri, e con una serie di testimonianze. Vedremo tutto l'iter. Un punto importante dell'azione di Junior Achievement è il modello progressivo, ossia l'opportunità che noi ambiamo ad offrire ad ogni studente, per cui in ciascun ciclo del suo percorso scolastico possa vivere un'esperienza di educazione imprenditoriale, ma più in generale di sviluppo di competenze trasversali. Lo faremo quindi attraverso una serie di video, testimonianze che ci accompagneranno in questo percorso. Avremo poi un momento più istituzionale in cui la nostra CEO Miriam Cresta dialogherà con il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, che per prima cosa voglio ringraziare per aver reso possibile questo incontro, e quindi con la dottoressa Carmela Palumbo, approfondendo alcuni temi sull'importanza delle competenze trasversali nella scuola di oggi e per la scuola di domani. Ringrazio ancora per l'attenzione e per la presenza, voi presenti e chi è collegato in streaming, e lascio la parola alla collega Francesca Mazzieri per iniziare il nostro percorso insieme. Grazie, buonasera a tutti. Parliamo quindi di orientamento e l'orientamento e i suoi pilastri. Quali sono i pilastri su cui appunto si basa? Potremmo riassumerlo come un orientamento scolastico per competenze, quindi un percorso in cui gli studenti, attraverso le esperienze didattiche, cercano e attivano dei punti di riferimento per costruire un percorso personale fatto di scelte, consapevolezza e anche autovalutazione. Quali sono appunto i pilastri su cui si basa la nostra idea, la nostra proposta di orientamento? La didattica per competenze, che prepara i giovani ad affrontare i cambiamenti di un mondo in rapidissima evoluzione. In particolare i programmi che proponiamo si basano principalmente sulla competenza imprenditoriale, quindi
intesa come capacità di passare dall'idea all'azione, capacità di lavorare in maniera cooperativa e collaborativa e creare valore condiviso per le persone, valore di tipo sociale, culturale, economico e anche finanziario. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico, sulla risoluzione dei problemi, sull'iniziativa, la perseveranza. E la sperimentazione dell'imprenditorialità consente quindi di acquisire delle competenze di cittadinanza attiva. La metodologia didattica applicata è una metodologia attiva, si basa sull'esperienza, i ragazzi ricoprono ruoli, lavorano in team e sperimentano appunto il lavoro di gruppo. Approfondiscono naturalmente la conoscenza di sé, le proprie passioni, le proprie attitudini, i propri punti di forza, ma anche punti di debolezza, il tutto attraverso un apprendimento esperienziale. Terzo pilastro, non meno importante, la conoscenza del mondo del lavoro, intesa come conoscenza dei settori, delle professioni in evoluzione e il contatto diretto con i professionisti. Come anticipava Alessandro, Junior Achievement propone il modello progressivo e l'obiettivo è di far vivere agli studenti almeno una volta nella propria carriera scolastica un'esperienza di educazione imprenditoriale finalizzata all'acquisizione delle soft skills in ottica di orientamento. Quindi coerentemente con questo la proposta didattica abbraccia tutte le fasce di età, dalla primaria alle scuole superiori fino all'università, e gli studenti hanno la possibilità di rafforzare nel tempo con esperienze nuove le competenze sviluppate nelle esperienze precedenti. Non agiamo da soli, naturalmente, ma con preziose risorse. E quali sono appunto le risorse che ci permettono questo? Sono i volontari di azienda, la comunità locale, i docenti, noi chiamiamo docenti imprenditivi, e la piattaforma di learning gestita e manutenuta da Junior Achievement, che consente appunto agli stakeholder di accedere a contenuti aggiornati e modalità online. Partiamo quindi dal caso della primaria. L'orientamento negli studenti della primaria passa attraverso l'acquisizione delle life skills, quindi delle competenze sociali, competenze della vita che consentono di vivere e di rapportarsi con responsabilità in maniera attiva nel mondo circostante, sia la comunità locale, diciamo il mondo analogico o il mondo digitale, nel rispetto di sé, nel rispetto degli altri, nel rispetto dell'ambiente. Il modello che proponiamo si ispira al libro di Daniel Goleman e Peter Senge, A scuola di futuro, manifesto per una nuova educazione, in cui si delinea un nuovo modello educativo più adatto ad affrontare le sfide della modernità, che comporta appunto continui cambiamenti dal punto di vista sociale, ambientale, tecnologico, a cui è anche difficile stare dietro. Da qui l'esigenza di attrezzare i ragazzi, anche in età molto giovane, con strumenti che possono appunto dare il giusto orientamento. È necessario quindi che il ragazzo, il bambino, per essere consapevole, si concentri su se stesso, sul suo mondo interiore, comprendendo le proprie sensazioni ed emozioni e tralasciando le distrazioni del mondo esterno. Poi occorre sintonizzarsi con gli altri, comprendere la realtà, i punti di vista, è un'empatia necessaria che poi svilupperà in futuro con la capacità di lavorare in team. E il terzo punto è capire il mondo nel suo insieme, decodificare le interazioni tra le reti e i sistemi, sviluppare un'intelligenza sistemica, permettere di rendere più semplice la complessità. Abbiamo fatto poi incontrare le 3 intelligenze o abilità con i 3 pilastri dell'educazione civica, la cittadinanza, l'ambiente, il mondo digitale, e attraverso questo incontro è nata una matrice delle competenze della vita. Quindi, diciamo, per fare un esempio, l'attività che riguarda lo sviluppo dell'intelligenza dell'io e con focus sulla cittadinanza permette al bambino di sviluppare un senso della fiducia in sé. La metodologia didattica proposta all'interno del percorso che proponiamo appunto ai ragazzi della primaria si basa su un apprendimento attivo e interattivo che coinvolge in maniera pratica i bambini, portandoli a riflettere, a discutere, a riconoscere delle situazioni della quotidianità e a sviluppare anche un apprendimento collaborativo.
Quindi noi portiamo questa esperienza in classe attraverso delle lezioni che affrontano temi di educazione civica e che propongono appunto attività coinvolgenti che coinvolgono appunto i ragazzi. Il circle time per la condivisione dei propri pensieri, delle idee, momento di riflessione, attività laboratoriali e il lavoro di gruppo. Inoltre creiamo anche un collegamento con le famiglie, cioè facciamo sì che i ragazzi sostanzialmente possano portare a casa gli apprendimenti sviluppati durante la scuola e possano riconoscere le loro attività, quello di cui hanno parlato in classe, e che possano appunto coinvolgere le famiglie. Ora vi mostriamo un video che compreso all'interno della prima lezione del programma Kidsville, in cui la cantastorie Martina Folena, che ha sviluppato i testi che i ragazzi e i docenti utilizzano per affrontare i temi raccontati all'interno delle lezioni, si rivolge direttamente alle famiglie. Ciao! Ma siete bellissimi! Tutti così diversi e meravigliosi! Tu hai i capelli neri e ricci! Tu invece ce li hai castani lisci, tu hai gli occhi scuri, tu hai gli occhi chiari, tu hai le gambe lunghe e tu invece sei alta e scommetto che a te piacciono i dinosauri perché vedo che ne hai uno sulla maglietta e a te invece piace cantare, a te piace correre veloce, wow, siete meravigliosi, tutti così diversi, proprio come i fiori nel giardino di Timo. Ve la ricordate la storia di questo capitolo? Nel giardino di Timo ci sono tanti fiori, tutti diversi, non soltanto per come si presentano, ma anche per come funzionano. Ciascun fiore ha bisogno di cure particolari per sbocciare, ma alla fine sbocceranno tutti e il giardino di Timo sarà coloratissimo e molto speciale. Anche perché, secondo me, i giardini più belli sono proprio quelli dove ci sono tanti fiori, ciascuno diverso dall'altro, tutti da scoprire. E questi fiori non sono tanto diversi da noi. Ecco, in questa prima storia di Kidsville avete imparato la bellezza della diversità e il diritto all'identità. Di che si tratta, vi chiederete? Beh, quando veniamo al mondo tutti noi acquisiamo dei diritti fondamentali e tra questi c'è anche il diritto a essere se stessi. Ci avete mai pensato? E questo diritto riguarda tutte le persone nel globo, così come io ho il diritto a essere me stessa, tu hai il diritto a essere te stesso, perché nel mondo non c'è una persona che sia uguale all'altra. Pensate un po', siete tutti unici, magari troverete qualcuno che ha in comune con voi dei gusti o delle caratteristiche fisiche, però tu sei tu e questo è un fatto. Allora vi propongo un compito da fare con le vostre famiglie per allenare un po' lo sguardo alla ricerca della bellezza, nella diversità. Funziona così. Nei prossimi giorni aguzzate la vista, osservate le persone che incontrate, che vedete in giro e fate caso a ciò che hanno di diverso da voi. Può essere il gusto nel vestire, ad esempio, o la loro età, o le caratteristiche fisiche. Annotatevi almeno 2 aspetti diversi, sorprendenti, meravigliosi su un quadernino e se ne avete la possibilità fate qualche domanda a queste persone, conversate con loro, chiedete qualcosa sulle loro abitudini, per esempio. Sono certa che scoprirete tantissimi particolari nuovi a cui non avevate mai pensato, che troverete tanta bellezza nella loro diversità. Provate a fare queste domande, sono certa che ciò che scoprirete vi piacerà moltissimo. Ma siete ancora curiosi? Volete saperne di più sul programma Kidsville alla scoperta dell'educazione civica? Cliccate sui link che trovate nell'info box del video su YouTube. A presto! Ecco, Martina Folena faceva appunto riferimento al programma Kidsville dedicato appunto alla scuola primaria. Entriamo ora invece nel caso della secondaria di primo grado. Un modo in cui cominciamo a lavorare con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado è quello di chiedere cosa vorrebbero fare da grandi. È una domanda a cui qualcuno risponde già con certezza, qualcuno naturalmente ha molti dubbi e tutte le possibilità
vanno assolutamente bene. E probabilmente anche noi abbiamo avuto gli stessi dubbi. Per saper rispondere occorre innanzitutto imparare a conoscere se stessi, scoprire quali sono le opportunità che si nascondono nei vari settori lavorativi, poter quindi disegnare anche un percorso, una roadmap, un piano d'azione che permetta di orientarsi, raggiungere i propri obiettivi. E il percorso può iniziare proprio da un'analisi di chi siamo, per esempio attraverso un test che i ragazzi possono svolgere individualmente, che li aiuta a scoprire la propria personalità. In questo caso, per esempio, ho riportato l'esempio del test dei colori. E le domande a cui i ragazzi sono invitati a rispondere riguardano il modo di comportarsi, di pensare, di relazionarsi con gli altri o rispetto ad un compito. E il test consente di realizzare un'autovalutazione, di interpretare i risultati collocandosi su un colore o su più colori. Per esempio il giallo entusiasta ed ispiratore, il blu razionale e metodico, il verde diplomatico e ascoltatore, il rosso ambizioso e focalizzato al risultato. Naturalmente ciascuno di noi è rappresentato da più caratteristiche, non siamo un colore solo ma una tavolozza di colori, e già questo è un risultato importante perché ciascuno di noi rappresenta appunto molte sfumature. Il secondo passaggio è rivolto alla scoperta delle professioni e delle evoluzioni delle professioni. Noi prendiamo come esempio la professione dell'agricoltore, quindi diciamo una professione millenaria, no? E chiediamo ai ragazzi: ma voi sapete che cosa fa l'agricoltore oggi? Avete mai sentito parlare di agricoltura 4.0? Perché il tema dell'evoluzione del mondo del lavoro accompagnerà i ragazzi per sempre, no? E quindi invitiamo i ragazzi a riflettere come obiettivamente una professione può evolvere nel tempo come quella dell'agricoltore. Quindi l'agricoltore oggi ha accesso al cloud, riesce attraverso i sensori a utilizzare delle applicazioni per poter avere dei risultati più efficaci ed efficienti, magari controllare il proprio raccolto con dei droni, e quindi fa riferimento a tutto quello che è l'industria 4.0, quindi un modello di produzione e di gestione aziendale che appunto permette di raccogliere analisi, informazioni e di memorizzarle attraverso i dati. Il terzo step di questo percorso invece è legato a quella conoscenza delle competenze. Quindi competenze hard e competenze soft che i ragazzi dovranno sempre allenare per poter eseguire le professioni in continua evoluzione. E quindi appunto aiutiamo i ragazzi a capire, anche a conoscere queste competenze e che appunto dovranno imparare ad allenare o a sviluppare attraverso lo studio. Il percorso si conclude con appunto il suggerire la compilazione di un piano di crescita, una roadmap, un personal planner che ripercorre proprio questi primi step e che consente ai ragazzi di porsi degli obiettivi e di stabilire dei passi che possono appunto compiere per raggiungere questi obiettivi. Naturalmente il personal planner è un documento vivo, è un punto di partenza, non un punto di arrivo, e però dà ai ragazzi degli elementi per poter raggiungere i propri obiettivi con consapevolezza e anche con i giusti, chiaramente, aggiustamenti e cambiamenti di rotta. Arriviamo quindi ai programmi per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, e quindi le esperienze che i ragazzi vivono durante i percorsi PCTO. E l'orientamento attraverso appunto programmi PCTO di imprenditorialità avvengono in diverse fasi. E quello che vi mostriamo è un modello semplificato di roadmap di Imprese in Azione, il nostro flagship program, il programma di educazione all'imprenditorialità. E come vedete ci sono molti momenti dedicati all'orientamento, e ciascuno è supportato anche dallo sviluppo delle soft skills. Gli studenti in un percorso di imprenditorialità osservano e comprendono la realtà. È una realtà che può essere una realtà globale, macro trend, obiettivi
o anche una realtà locale che conoscono in prima persona. Dall'osservazione analizzano delle problematiche e il primo step fondamentale è quello di trasformare il problema in un'opportunità di soluzione, quindi applicare il problem solving. Naturalmente, e quindi ideare una soluzione. Il percorso non finisce qua, ma inizia da qui, perché i ragazzi devono poi creare sostanzialmente la struttura che permette loro di realizzare la loro idea e di far sì che l'idea possa essere poi comunicata, possa essere prodotta, realizzata, concretizzata, conosciuta e quindi possa creare anche valore. E quindi i ragazzi nel lavorare in team, lavorano in team in maniera molto organizzata, definiscono ruoli e responsabilità. Chiaramente progettano le attività che consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati e creano dei punti di contatto con il mondo esterno, con il mondo del lavoro, che va dalla richiesta di un preventivo al contatto con un fornitore, alla ricerca di occasioni di vendita, alla ricerca di finanziatori. E in ultimo, è l'ultimo passaggio, diciamo, del programma, ma è il primo passaggio verso il mondo del lavoro, la valutazione delle competenze acquisite. Ora ne vediamo alcuni di questi step. La suddivisione dei ruoli e delle funzioni chiaramente ha un carattere molto orientativo molto forte. Ogni studente, attraverso un'autocandidatura, decide quale ruolo assumere all'interno del team, all'interno della piccola impresa e decide di sperimentare un ruolo a cui si sente affine o ruolo da cui si sente invece molto lontano, proprio per cogliere l'opportunità e appunto sperimentare. Questo comporta appunto allenare competenze hard e competenze soft. Cosa succede dopo l'esperienza? I ragazzi hanno avuto l'opportunità di verificare appunto l'esperienza e ricoprire il ruolo e quindi riescono con maggiore consapevolezza ad orientarsi chiaramente in maniera più efficace. Un altro aspetto molto importante è quello del volontariato, quindi volontario d'azienda, un manager attivo, inattivo, un freelance, un professionista che si mette a fianco degli studenti, facilita lo svolgimento dell'attività della mini impresa, mette a disposizione le conoscenze tecniche, guida i ragazzi nella gestione del lavoro utilizzando delle tecniche semplificate prese dal mondo del lavoro e porta la propria esperienza. È un role model per i ragazzi e costituisce un ponte tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. E mi piace anche ricordare che l'esperienza del lavoro con il volontario è tanto istruttiva e arricchente per i ragazzi quanto per i volontari stessi, perché rafforza molte delle competenze trasversali. Orientarsi vuol dire anche conoscere i trend dei settori lavorativi, le nuove professioni, ma anche i percorsi vissuti dai professionisti che prima di ricoprire appunto il lavoro attuale hanno fatto scelte di studio, hanno deciso di intraprendere percorsi fatti di sfide e anche opportunità scoperte e anche errori. L'ultimo step è appunto il processo di autovalutazione. Noi utilizziamo una qualifica internazionale, ESP, Entrepreneurial Skills Pass, che consente agli studenti che hanno partecipato ad un percorso di imprenditorialità di certificare le competenze imprenditoriali. E questo è un passaggio fondamentale perché permette appunto ai ragazzi di comunicare all'esterno le proprie capacità e di orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Quindi è la fase finale, diciamo, di un'esperienza nell'imprenditorialità, ma necessariamente la fase iniziale verso la scoperta del mondo del lavoro. Vi mostriamo un esempio di risultato di questo percorso attraverso FAT-JA, Farm Animal Trade, costituita 3 anni fa dagli studenti di una classe di un istituto tecnico Lucarelli di Benevento.
I ragazzi hanno ideato una marketplace di compravendita di animali da allevamento che garantisce la tracciabilità dell'origine dei prodotti riducendo i costi. I ragazzi hanno scelto un'idea, hanno trovato questa opportunità e l'hanno realizzata non solo dal punto di vista tecnico, realizzando appunto il marketplace, ma facendo sì che l'idea potesse realizzarsi, essere comunicata e essere strutturata ed avere un piano d'azione che potesse aiutarla appunto a realizzarla. Oggi la mini impresa è una startup a tutti gli effetti e il loro prodotto è disponibile sul web e gli stessi studenti lavorano all'azienda e nel frattempo studiano e hanno anche ottenuto un finanziamento. E adesso entriamo nel momento delle testimonianze. Ringrazio Francesca. Voglio sottolineare alcuni aspetti che ritengo comunque essenziale trasmettere. Innanzitutto il divertimento come una componente importante del successo di dei progetti e del modo in cui lavoriamo con le competenze trasversali e l'orientamento. Accendere la passione nei ragazzi, accendere la passione nei docenti è l'ingrediente fondamentale che poi fa sì che a qualunque età, siano essi bambini o siano essi ragazzini della secondaria di primo grado, oppure con i progetti più ambiziosi nei progetti PCTO, ragazzi che simulano davvero, realizzano delle mini imprese, è quando scatta la scintilla della passione di questi ragazzi da un lato e del docente che li coordina, che veramente si vede la differenza, si vede anche la qualità del lavoro che può essere fatto con progettualità di questo tipo e dei benefici che ne discendono, tanto più dove vi sia un contributo dei volontari. Ne è stato parlato prima, il valore aggiunto di un volontario che porta una testimonianza terza rispetto al docente della classe, portando la sua sensibilità, le sue competenze, la sua storia personale nel facilitare i ragazzi. Di solito i volontari nei programmi, soprattutto PCTO, non sono meri testimoni del loro percorso professionale, ma sono persone che a fianco, li chiamiamo dream coach, quindi allenatori del sogno, persone che a fianco al docente stanno vicino alla classe e trasmettono loro più che contenuti, consigli, suggerimenti, supporto, trucchi, punti di vista diversi. E questo arricchisce notevolmente il percorso. Tutto ciò poi ha un impatto anche di tipo sociale che è stato misurato da Human Foundation attraverso un'analisi cosiddetta SROI, quindi un impatto sociale misurato oggettivamente e trasformato in valore economico, che ci porta a dire che progetti come imprese in azione si trasformano, producono un beneficio nella società rilevante. Questo lo diciamo soprattutto a chi, quando noi andiamo a cercare le risorse, le associazioni, gli enti, i bandi che devono decidere se sostenerci per consentire di erogare a voi docenti gratuitamente, cioè a tutte le classi, a tutte le istituzioni scolastiche, gratuitamente il percorso. Abbiamo una fase adesso in cui abbiamo voluto portare alcune testimonianze. La prima testimonianza mi è particolarmente gradita in quanto deriva direttamente dai padroni di casa, quindi l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con la professoressa Giorgia Menditto, che è referente regionale PCTO e orientamento dell'USR Veneto, che però non è qua, prego Giorgia, non è qua in quanto nel suo ruolo istituzionale, ma perché docente imprenditiva che in passato ha scelto di lavorare con noi, con la sua classe, e può portare forse un punto di vista proprio da collega a quello che è a voi su quello che è il valore di questa esperienza. Prego Giorgia. Buon pomeriggio a tutti. Io in effetti ho partecipato per più annualità a questo programma nel quale ho creduto appena ne ho preso conoscenza. Sono un insegnante di latino e greco e attualmente in distacco da 4 anni presso l'Ufficio Scolastico Regionale, ma appunto in qualità di docente di latino e greco insegnavo in un liceo classico ed ero anche referente per quella che si chiamava alternanza scuola-lavoro.
Ho sempre creduto nell'alternanza scuola-lavoro in un liceo classico quando ancora non era previsto dalla normativa, cosa che era abbastanza, sì, ero stata invitata a Job Orienta in quel periodo proprio perché non era diffusa al liceo classico, come sapete, perché era prevista per gli istituti tecnici e professionali. Perché credevo nell'alternanza scuola-lavoro in un classico? Perché gli studenti sono spesso molto scolastici e sono abituati a studiare, e alcuni però di loro sono tanto scolastici che poi nel momento in cui si approcciano al mondo del lavoro riscontrano delle difficoltà. L'altra motivazione molto forte è che quando volevo far fare loro degli stage e mi rivolgevo quindi al territorio per trovare lo stage per i nostri studenti, mi veniva chiesto: ma che cosa sanno fare se fanno il classico? Ed io rispondevo in modo molto ironico: nulla. Perché effettivamente, cosa sa fare uno studente del liceo classico? Sa tradurre dal latino, sa tradurre dal greco, però non è una competenza ovviamente richiesta dal mondo del lavoro. E io dicevo sempre: ma provate però a prenderli proprio perché non sanno far nulla, e poi ne riparliamo a fine stage. La competenza per eccellenza di uno studente del liceo classico è l'imparare a imparare. E nel momento in cui lo studente ha imparato a imparare, può imparare tutto. E questo per me era fondamentale, era un po' una sfida riuscire a fargli fare lo stage e mettere in un contesto diverso da quello scolastico. E quando ho scoperto questo programma ho voluto realizzarlo con gli studenti, e poi l'ho ripetuto per più anni, perché era un percorso che era comunque scolastico perché era realizzato in orario curricolare, però permetteva allo studente di mettere in gioco delle competenze. La cosa era molto interessante perché ho subito rilevato come lo studente magari più capace a livello scolastico a volte era meno imprenditore in questo programma rispetto invece a quello studente magari un po' meno bravo nelle mie discipline, latino e greco, ma che messo in gioco a livello appunto di impresa riusciva a dimostrare agli altri che aveva grandi competenze. E quindi era anche un percorso che permetteva di ritrovare la motivazione e anche di capire i propri talenti in un'ottica orientativa. Per farvi semplicemente un esempio, la cosa che forse spaventa a volte è ma come gli studenti devono fare un'impresa? Da dove partiamo? Partiamo da un'idea. Io dicevo ai ragazzi, è la fase più secondo me impegnativa, più delicata, ma è anche la fase più stimolante. E io mi dicevo, al liceo classico che idee avranno? Cioè che impresa facciamo? E invece i ragazzi sono strepitosi perché le idee ne hanno tante. A volte mi rendevo subito conto che erano sbagliate, che non avrebbero mai avuto successo, e non ho mai detto loro che non erano idee giuste dal mio punto di vista, perché dicevo provate, perché anche l'insuccesso è una crescita. Dopo 15 giorni si rendevano conto anche loro che quello che stavano avviando non funzionava, si ritornava allora indietro nel processo e si partiva con un'altra idea. E le idee sono state le più varie nei vari anni che abbiamo, tra l'altro essendo il percorso rivolto, non so se sia ancora così, quindi era rivolto al massimo i 15 studenti, io dividevo la classe in 2 imprese, e la cosa naturalmente scatenava anche un po' di competizione, no, per i 2 gruppi, perché si voleva che l'impresa funzionasse di più di quella dei propri compagni, quindi c'era anche questa competizione nello sviluppo della propria impresa. E le idee erano comunque molto valide spesso, e quello che chiedevo ai ragazzi era di partire dal bisogno del territorio. Perché? Perché un'impresa funzioni doveva rispondere a un bisogno. L'altra cosa che richiedevo agli studenti è che comunque fosse in linea con quello che è previsto per il loro profilo, come appunto studenti ad liceo classico, e che quindi andasse comunque in linea con quello che loro stavano imparando. Una impresa la prima forse che abbiamo realizzato, molto semplice, è stata prevista da ragazzi. Nel periodo natalizio hanno istituito un servizio di babysitter per rispondere a quello che secondo loro era un bisogno. C'erano studenti che avevano i bambini piccoli che quando andavano a fare le spese avevano i fratellini piccoli, quando andavano a fare la spesa rilevavano come i genitori facessero fatica con questi bambini a stare un'ora nel supermercato, soprattutto nel periodo natalizio quando i supermercati erano più affollati. Che cosa hanno fatto? Hanno chiesto alla Coop locale di avere uno spazio dedicato, lo hanno predisposto per accogliere bambini. Che cosa c'era? C'era una fase in cui venivano narrati i miti greci, perché doveva essere in linea con il loro percorso di studi, venivano narrati, dopo venivano rappresentati i miti che erano stati narrati ai bambini che venivano lasciati lì, appunto come servizio di babysitter.
Dopodiché si facevano varie attività appunto sul mito greco. Questo servizio è stato talmente apprezzato dalla Coop che ci è stato anche richiesto negli anni successivi. La nostra impresa era finita perché aveva durata annuale, quindi non abbiamo più potuto realizzare il servizio, ma la Coop lo ha poi realizzato con cooperative. Ha avuto successo? Sì, perché i ragazzi hanno sviluppato competenze di tipo imprenditoriale, si sono messi in gioco e alla fine che cosa hanno richiesto? Il genitore che richiedeva il servizio lasciava un'offerta libera. Hanno, vi assicuro, guadagnato tanto e per nostra scelta abbiamo dedicato tutte le offerte che abbiamo raccolto alla Città della Speranza. Città della Speranza che poi ci ha invitati nel laboratorio, nella Torre della Speranza a Padova, e i ragazzi hanno fatto il laboratorio di chimica, ulteriori competenze, quindi un percorso veramente qualificante. Un'altra impresa che secondo me è stata particolarmente bella e ha sviluppato moltissime competenze è stata quella che si chiamava Luci e Ombre. I ragazzi hanno avuto l'idea di organizzare 2 corsi per il territorio, aperte a tutti, hanno istituito una segreteria, si poteva iscrivere a 2 corsi di formazione. Uno era sulla pittura e l'altro sulla fotografia. Hanno trovato 2 esperti, tra l'altro uno è Giancarlo Torresani, che è un fotografo famoso a livello nazionale, che quando ha visto questi ragazzi così capaci addirittura ha fatto il corso gratuito per gli studenti e per appunto gli esperti, scusate, i cittadini. Io abito a Schio, quindi piccolo centro, abbiamo avuto veramente tanti iscritti sia al corso di fotografia che al corso di pittura. Il corso l'hanno fatto pagare, mi ricordo che erano 30 euro come corso, e poi hanno però richiesto ai partecipanti ai 2 corsi di fotografia e di pittura se cedevano i diritti di una loro opera. Hanno fatto un contratto, hanno dovuto studiarsi che cosa voleva dire cedere i diritti d'autore, eccetera, perché hanno chiesto loro i prodotti? Perché hanno deciso di realizzare una mostra. Da lì è partita la formazione. Come si allestisce una mostra? Hanno aperto la mostra nel Palazzo Tal di Capra di Schio, che il Comune ci ha dato gratuitamente per 20 giorni. Organizzata, quindi allestita la mostra con esperti che ci hanno spiegato come si allestisce una mostra. Dopodiché hanno tenuto aperto la mostra con percorsi anche guidati, anche in lingua straniera. E dopo i 15 giorni di mostra avevamo tutte le opere che c'erano state, tra virgolette, donate. Allora cosa hanno pensato? Asta di beneficenza. Quindi le opere alla fine della mostra sono state messe all'asta, un'asta pubblica, anche lì regolamento. Ci vuole un regolamento per gestire un'asta. E ci vuole uno che gestisca l'asta, quindi il ragazzo che si è offerto hanno anche fatto le loro prove, un'asta che hanno veramente avuto successo, hanno guadagnato tanto e quindi hanno praticamente messo all'asta sia le opere realizzate col corso di pittura che quelle di fotografia e anche qui il ricavato è andato in beneficenza. Hanno sviluppato quindi veramente tante competenze sia a livello trasversale ma anche a livello disciplinare, perché naturalmente avvisavamo il territorio della mostra, dell'asta, eccetera, con articoli di giornale sulle testate locali. Quindi dovevano scrivere i ragazzi l'articolo che veniva poi trasmesso. E veniva naturalmente fatto il bilancio per quanto riguarda l'azienda, perché è una società per azioni, quindi c'era tutto il bilancio in ingresso e in uscita dell'impresa, ma c'era il percorso in lingua, quindi competenze in lingua, c'era il discorso dell'ideare una mostra e quindi c'era il discorso della storia dell'arte, quindi competenze legate alle discipline, oltre naturalmente a tutte le competenze trasversali. Vi assicuro che io ho dedicato molte ore, pur essendo insegnante di latino e greco, ci ho creduto, i ragazzi si sono trasformati, i genitori l'hanno detto, sono diventati veramente imprenditori di se stessi, dovevano riuscire a conciliare comunque lo studio che richiede un liceo classico con l'impegno richiesto dall'impresa e vi assicuro che i ragazzi nel giro di un anno si sono trasformati. E quindi io veramente ho fatto volentieri questa esperienza ripetutamente e ci credo ed è per questo che la presento volentieri. Quindi quello che penso sia un po' negativo è che quando uno legge un po' il programma un pochino si spaventa perché effettivamente è impegnativo. Però in termini di ricadute è importante e poi comunque si può fare una grande impresa ma si può fare anche una piccola impresa. Io consiglio ad esempio come prima esperienza di partire magari con un'idea piccola come quella del servizio babysitter in un periodo appunto dedicato, oppure si può fare un'impresa come quella, la seconda che ho descritto, molto più complessa, in base ai ragazzi che avete, in base alle disponibilità di tempo e in base appunto all'esperienza che volete realizzare con loro. Però di sicuro è un'esperienza altamente formativa e arricchente anche per il docente che la segue.
Grazie. Giorgia, io ti ringrazio moltissimo, resta ancora qua un attimo perché la testimonianza lato, diciamo, cosa dà ai ragazzi, quali potenzialità può sprigionare è stata veramente appassionante e travolgente. Però ti chiederei ancora 2 parole sull'impegno per il docente, ma anche cosa dà al docente. Quindi perché comunque un docente, quali benefici può avere nel decidere di intraprendere un percorso che comunque richiede, come hai detto, impegno. Allora, come dicevo, è di sicuro un percorso impegnativo, anche perché io stessa, come insegnante di latino e greco, non avevo tutte le competenze, però si ha la fortuna di essere comunque seguiti nella parte formativa, anche ad esempio quella sul bilancio, naturalmente non era una mia competenza, ma avevamo l'esperto che ci ha aiutato in questo, e quindi è stata comunque arricchente e formativa anche per me. Mi ha permesso di vedere gli studenti in un'altra ottica, come lavoratori, eravamo in quel caso, tra virgolette, alla pari, e avevano un ruolo diverso e, come dicevo prima, la cosa bella è stato anche vedere che lo studente magari un po' demotivato, io di solito lo facevo in terza o in quarta, magari quello studente appunto che non riusciva particolarmente bene, ritrovava grande motivazione nel riuscire nell'impresa. Quindi diciamo che naturalmente il docente tiene al successo formativo di tutti e non è detto che il ragazzo che non va bene ad esempio nelle mie discipline, che sono molto tecniche come il latino e il greco, non debba riuscire nella vita, anzi sono spesso quelli che trovano difficoltà nel percorso scolastico che poi invece si realizzano nel mondo lavorativo, e quindi era proprio dimostrarglielo: guardate, sì, magari non siete proprio competenti in questo, ma potete avere altre competenze, e questo progetto permetteva di farle emergere. E questo aveva poi una ricaduta però anche dall'apprendimento scolastico, perché nel momento in cui trovava motivazione nel percorso studiava anche di più dopo, quindi di sicuro è stato molto arricchente, richiede impegno, sì, sono onesta. Noi dedicavamo una parte del percorso, delle ore del percorso in orario curricolare, una parte invece veniva attuata in orario extracurricolare, e molto spesso i ragazzi si appassionavano talmente tanto che comunque si ritrovavano al di fuori della scuola, perché ovviamente l'impresa richiedeva alcune attività, non potendole realizzare a scuola, perché comunque naturalmente bisognava fare comunque anche in scuola, e i ragazzi si trovavano volontariamente al di fuori del proprio orario scolastico, e questo penso che sia veramente un successo. Grazie mille Giorgia, grazie per questa testimonianza che appunto va ben oltre la dimensione istituzionale, e veramente sono le parole di chi ha vissuto un'esperienza, una delle tante, quella per la fascia delle superiori di PCTO col programma Impresa in Azione. Impresa in Azione che è un programma basato, che permette l'incontro non solo con il team di JA, la modalità formativa di JA, ma anche con dei volontari, quindi partner di Junior Achievement, che si mettono a disposizione dell'organizzazione per destinare del loro tempo in modo gratuito a sviluppare le progettualità. Abbiamo alcune possibilità di volontariato anche nei cicli inferiori, ad esempio su Crescere che Impresa, però sicuramente l'esperienza più totalizzante in termini di volontariato per il volontario e per la classe è quella offerta nei PCTO da Impresa in Azione. In Veneto abbiamo avviato lo scorso anno un percorso importante con una rete di imprenditori locali che ha deciso di sostenerci proprio con la collaborazione fattuale, con l'impegno nelle classi, e non è solo una questione di adesione e di sostegno economico, permettendoci di costituire il primo comitato regionale di JA in Italia, proprio qua, per iniziativa di un imprenditore che è qua presente, che ringrazio per aver appunto deciso di dedicare il suo tempo anche per essere qua con noi, e che chiamo sul palco. Eros Peronato, imprenditore, CEO and Head of Passion di A Major SRL SB. Ciao Eros. Ciao. Come stai? Super benissimo, come sempre. Eros è un vulcano, è riuscito a riunire attorno a sé una rete di imprenditori, di piccoli, medi imprenditori del Veneto, veneti, che stanno costituendo davvero una rete che ci sostiene con le idee, con l'entusiasmo e che ci sta permettendo di far sì che Junior Achievement, che
negli scorsi anni in Veneto aveva comunque una presenza più limitata, si stia invece diffondendo nelle scuole anche grazie alla loro presenza e permettendoci di fare una cosa nuova per noi, ossia di poter mettere l'imprenditore al centro della proposta di impresa in azione. Lo abbiamo fatto con tanti dipendenti delle aziende che ci sostengono a livello anche corporation, grandi aziende. In questo caso partiamo dagli imprenditori del territorio per metterli a fianco delle classi e quindi di voi docenti che deciderete di iscrivervi a Imprese in Azione e c'è la possibilità di affiancarvi alcuni imprenditori. Ma partiamo da Eros, parliamo della tua esperienza, quindi comunque di chi sei come imprenditore e poi come ti sei accostato al progetto. Beh, intanto ciao a tutti i presenti, è un piacere essere qua. Diciamo che Junior Achievement ci sta un po' proiettando come imprenditori in un mondo meraviglioso che è quello che vedo qua davanti, insomma, è veramente molto, molto emozionante. Beh, io ho una grande esperienza a livello internazionale con le mie aziende. A un certo punto ho deciso di avviare un'attività che è rappresentata da Amejor. Amejor è un'azienda che si occupa di sviluppo aziendale e viviamo in una condizione molto privilegiata perché conosciamo un sacco di imprenditori belli. E quindi è venuto abbastanza spontaneo, quando ho conosciuto il progetto di Junior Achievement, quello di porre una domanda. Se ti ricordi, eravate tu e Miriam, e la domanda è stata: sì, però se volete attirare l'imprenditore, dobbiamo per forza studiare un qualcosa che lo faccia rendere partecipe a quello che è il progetto di Junior Achievement. E la risposta è stata molto, molto semplice. Mi hanno fatto fare mi hanno attirato nel percorso di Dream Coach di un team di ragazzi. Devo dire che è stato straordinario perché ti permette di entrare veramente anche in quelle che sono le fatiche nel lato educativo, no? E mettersi un po' a servizio di questo che è un mondo meraviglioso che è quello dei giovani. Siamo d'accordo che voi lavorate con grande impegno con loro. E vi posso garantire che molti di noi hanno voglia proprio di essere impegnati in prima linea su queste cose. E abbiamo però un po' di confusione, no, Alessandro? Cioè nel senso che non sappiamo poi come fare, come intercettare anche con massima modestia, no, questa cosa, ma allo stesso tempo con le grandi conoscenze che abbiamo, mettendo anche a disposizione le aziende, no, conoscenze del fare, no, di quello che poi loro troveranno in un percorso successivo. E questo è quello che mi ha attirato, insomma, ed è stato emozionante, bellissimo. Credo che vivere poi al fianco di questa esperienza di crescita, di creazione, noi abbiamo fatto in quella volta, insomma, ero Dream Coach di Imprese in Azione, quindi questa grande emozione di vedere questa mini impresa che cresce, che nasce, le passioni di questi ragazzi, cosa ci mettono, anche si diceva prima la professoressa che molti lavorano dopo scuola, vi garantisco che è così, è straordinario. Il compito di noi, secondo me, come imprenditori, è quello di anche alleggerire un po' l'impegno che un insegnante ha, se sei d'accordo. Cioè io la vedo, se parlo anche con gli altri imprenditori con cui stiamo cercando di mettere in piedi questa cosa, è proprio quello che vogliamo, no? Sentirci partecipi con quello che noi sappiamo, chiaramente con molta modestia, perché chiaramente no, c'è questo mondo che va unito, lasciatemi dire così, mettere a disposizione quello che noi sappiamo per rendere ancora più bello e più vivace anche il lavoro che loro fanno, no? Con grande passione. Assolutamente, è un contributo non scontato, no. È un contributo di qualità, anche perché in questo caso è veramente un contributo espressione del territorio che consente anche una contaminazione che noi speriamo di realizzare quest'anno, fatta anche con la visita in azienda, la conoscenza della realtà imprenditoriale locale, pur inserita in una dimensione nazionale e internazionale, perché non dimentichiamo, non l'abbiamo detto, Junior Achievement è parte di una rete internazionale, ma in alcuni suoi programmi offre sbocchi internazionali veri e propri ai singoli studenti, singoli studenti che partecipano a progetti che possono arrivare a livello europeo, sia perché campione nazionale di Imprese in Azione e quindi andare ad esempio quest'anno a Tallinn alla finale europea della Company of the Year di tutta Europa, 40 mini imprese europee che si confrontano fra loro. L'anno scorso appunto è stato a Tallinn e viene scelta la migliore progetto di mini impresa didattica in tutta Europa, e ovviamente il campione italiano partecipa, ma magari si possono vivere anche altre esperienze attraverso altri
programmi che GIA sviluppa in collaborazione con GIA Europe, che è un po' il cappello, l'organizzazione cappello che riunisce le 40 organizzazioni nazionali, permettendo di dare uno sbocco internazionale ai percorsi. Non più tardi di ottobre abbiamo avuto una delegazione italiana che è andata a Bruxelles per un'iniziativa. Pochi giorni fa una collega era in Polonia. Ci sono degli scambi che vengono appunto organizzati e delle opportunità che vengono offerte. Ci piace pensare che anche in questo modo il contributo dell'imprenditoria locale, come Eros ha rappresentato, può arrivare, può spingere i ragazzi e gli studenti sulle strade appunto dell'internazionalizzazione, sulle strade europee. E questo è un po' un risultato. Vuoi dirci qualcosa, qualche aneddoto, Eros, o qualcosa della tua esperienza diretta come volontario o come animatore di un gruppo di imprenditori? Scegli tu. Ma allora, mi piacerebbe intanto farvi arrivare la grande sorpresa che io personalmente, ma se penso agli altri imprenditori che hanno fatto la mia stessa esperienza l'anno scorso, proprio per avvicinarci al progetto che stiamo cercando nel nostro umile, insomma, di portare avanti, è la grande passione che voi ci mettete in quello che fate. Cioè la passione che l'insegnante mette in questa cosa è sorprendente. Perché se ci pensiamo, comunque vuol dire diventare trasversali anche in conoscenze che magari dirette non sono, no? Non sono di puro insegnamento. E quindi l'istinto nostro, la volontà, l'istinto inteso, quell'istinto bello, no? di tensione per fare qualcosa da aiutare, ci porta a dire, ma noi poi l'azienda la viviamo, no? Cioè, abbiamo anche delle verticalizzazioni in quello che avviene nella costruzione di questa mini impresa. Pensiamo al marketing, pensiamo alla parte relativa al bilancio, alla presentazione di un qualcosa, e quindi lì ci sono delle esperienze specifiche che noi abbiamo che, mettendo a servizio di questo progetto che comunque l'insegnante prende in mano e comincia a nutrire, cioè ci troviamo non solo importanti, nel senso ritroviamo un ruolo che ci permette anche di collegarci con quello che sarà il nostro futuro, che sono questi ragazzi, ma allo stesso tempo essere utili per questi insegnanti che comunque una grande fatica fanno, no? E quindi devo dirvi che quella grande passione è quella che poi ci ha portato a generare questo progetto che è Junior Achievement Veneto, che è la volontà di portare ancora di più aiuto alle scuole tramite imprenditori che fanno questa cosa pro bono, totalmente pro bono, con l'obiettivo proprio solo è quello di creare queste liaison tra la scuola e il futuro di questi ragazzi. Questo è un po' quello che ci spinge. E lo parlo per tutti gli imprenditori che hanno fatto questa grande esperienza. Credo sia veramente emozionante. Noi diamo appuntamento a Eros e a molti di voi anche per la fine dell'anno. Contiamo di poter riportare la competizione di Imprese in Azione in presenza, quindi in un luogo fisico del Veneto, con il supporto dei nostri amici imprenditori che faranno da Dream Coach durante l'anno e che consenta quindi di ritrovarsi, di ritrovare gli studenti, di ritrovare quella che noi chiamavamo fiera pre-pandemia, ossia un vero spazio in cui ogni team che ha realizzato un'idea imprenditoriale lo espone a tutti gli altri, alle classi intere, e poi si confronta con una giuria di volontari messi a disposizione da Junior Achievement che valuta con un'analisi serrata e severa i progetti per stabilire quali sono i più meritevoli o il più meritevole, a seconda del numero, di passare alla fase nazionale che poi decreta appunto il campione nazionale. Gli imprenditori saranno con noi durante l'anno e poi anche in questa fase. Io davvero ringrazio Eros per essere venuto qua, ma più in generale per tutto quello che questo meccanismo che siamo riusciti ad avviare quest'anno insieme. Posso dire Certo. l'ultima cosa? Ho avuto il piacere di partecipare a competizione a Milano, le selezioni a Milano quest'anno. La passione, quello che questi ragazzi portano in quel momento, grazie a quell'innesco che avviene, grazie a voi, è incredibile. Voi non avete idea, cioè io mi sono trovato con documenti, avendo avuto aziende, ho visto cose, ho avuto paper in mano per prendere decisioni. Non ho avuto paper in mano con quella qualità. Cioè è un lavoro eccezionale, io non so come trasferirlo, per cui da parte di tutti noi, ma non penso di parlare solo per il gruppo Veneto, di tutti, un grande grazie per quello che fate, perché è straordinario, va molto al di là di quello che erano le mie aspettative, quindi grazie veramente, insomma, lo dico a voi per ringraziare tutti quanti i vostri colleghi. Grazie a te, Eros. Grazie.
Allora abbiamo un terzo momento di presentazione, una terza parola ai protagonisti, con la testimonianza ovviamente dei ragazzi e degli studenti. Le studentesse che vedete qui, Ning, Mati e Navera Navid, avrebbero dovuto essere con noi in questo momento, ma in contemporanea, per i progetti che hanno svolto insieme a Junior Achievement, sono premiate qua alla fiera Job Orienta come premio delle migliori esperienze di storie di alternanza di Union Camere, Camere di Commercio Nazionali. Abbiamo provato a gestire l'incastro delle tempistiche, ma non siamo riusciti, diciamo, a averle qua. Forse arriveranno. Sono arrivate terze, la proclamazione è avvenuta poco fa, quindi una dimostrazione come un liceo con il progetto Escape Room, l'arte della fuga di JA, ha comunque saputo convincere anche una giuria tipicamente, comunque una valutazione tipicamente incentrata su una parte economica come quella di Union Camere, aggiudicandosi il premio di terzo posto nelle storie di alternanza. Quindi forse le ragazze ci raggiungeranno, sarebbe un piacere averle con noi per fargli i complimenti. Lo hanno fatto appunto dal Liceo Mamoli di Bergamo all'interno del percorso di imprese in azione. Avremo una testimonianza forse ulteriore video di un'altra classe, vedo le colleghe che la stanno preparando, mentre si sta preparando l'ultima fase, gli ultimi 20 minuti del nostro confronto, dove ci sarà il confronto fra il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo e la CEO di Junior Achievement Italia Miriam Cresta. Quindi solo un attimo per l'avvio della la condivisione del video. In questo caso Giochiamo in casa è la testimonianza di un ragazzo video di Verona che con una classe che partecipa da anni ai programmi di Junior Achievement e Imprese in Azione. L'anno scorso appunto gli abbiamo chiesto se poteva essere in presenza, non era possibile, e allora ci ha mandato un video a supporto. Lasciamo a lui le parole a chiudere questo ciclo di presentazioni. Buongiorno, mi chiamo Maria Sole Giambenini e l'anno scorso ho partecipato al concorso Imprese in Azione di Junior Achievement. Sì. Aspettiamo la regia. Buongiorno, mi chiamo Maria Sole Giambenini e l'anno scorso ho partecipato al concorso Imprese in Azione di Junior Achievement. Ero l'amministratore delegato del mio gruppo e insieme abbiamo ideato un'applicazione, Easy Fridge, ovvero un frigo virtuale che assiste il cliente nelle sue scelte in ambito alimentare, con particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale. Quello proposto da JA è un progetto che mi ha aiutata molto a capire meglio le dinamiche del mondo del lavoro e sviluppare molte competenze come la capacità di lavorare in gruppo, di pianificare e di comunicare in maniera efficace con le persone. La mia è stata un'esperienza molto positiva, è stato interessante e coinvolgente, e per questo lo consiglio a tutti i ragazzi che hanno l'opportunità di partecipare. Buongiorno, mi chiamo Maria Sole Giambenini e l'anno scorso ho partecipato al concorso Imprese in Azione di Junior Achievement. Allora, questa era la terza ed ultima testimonianza. A questo punto io chiedo se le nostre relatrici sono pronte, altrimenti approfittiamo in questo momento per domande del pubblico. Quindi se ci sono domande su quello che avete visto, curiosità, posso provare eventualmente con il supporto delle colleghe a rispondere. Sì. Prego, se rispondi tu.
No, prego, grazie mille. Allora, inizia la seconda ultima parte, i 20 minuti conclusivi del nostro tempo insieme. Con me ci sono Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia, e Laura Donà, dirigente tecnico, coordinatrice del corpo ispettivo dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, che ringrazio per la presenza. Avremo appunto un breve confronto fra queste due protagoniste, da un lato dell'istituzione scolastica e dall'altro di JA. Io volevo ripartire un attimo da Miriam, chiedendole di tornare un secondo. Lei ha fondato Junior Achievement 20 anni fa, e quindi come ha visto evolvere la mission di JA e JA stessa in questi 20 anni, e parallelamente alle evoluzioni che anche la scuola italiana ha vissuto, e come si è quindi JA adattata alle sfide di una scuola in cambiamento. Grazie Alessandro, buon pomeriggio a tutti. È prima di tutto un'emozione ritornare in questa sala, perché ci sono stata 5-6 anni fa, direi, in un momento in cui le tematiche di incontro, diciamo, tra scuola e impresa erano, come dire, molto vivaci, e c'era una fase di cambiamento molto importante anche nella relazione tra le scuole e le imprese. Quindi ritornare in questa sala, come dire, oggi, portando soprattutto un gruppo di imprenditori veneti che, incontrando casualmente Junior Achievement in una delle nostre competizioni lo scorso anno, hanno deciso appunto di sostenere questo progetto, e sono qui con noi oggi con una sorta di call to action, diremo, visto che abbiamo questa origine un po' americana, come qualcuno diceva prima in sala, no? Siamo worldwide. È molto importante perché avete, come dire, dei cittadini che hanno anche avuto nella loro vita questa vocazione imprenditoriale e che sono disponibili a portare ora questa loro mentalità all'interno della scuola. Quando 5 anni fa ero in questa sala, segnalavo come era importante farlo, soprattutto perché in Europa si era indicato come la competenza appunto imprenditoriale, intesa come spirito di iniziativa, fosse una delle 8 competenze chiave. Quindi era in qualche modo da inserire all'interno di tutti i percorsi formativi, non solo quelli scolastici, ma anche quelli che riguardavano noi adulti, perché sempre più avere questo tipo di mentalità è considerato fondamentale per i cittadini, per avere un livello elevato e un livello comunque attivo di partecipazione nel mondo della società. Oggi devo dire che ritorno con un messaggio un po' diverso come Junior Achievement, che è quello di segnalare a tutti voi insegnanti che in questo momento la sfida che voi avete all'interno della scuola è uguale a quella che hanno le imprese all'interno delle loro organizzazioni con i loro dipendenti. I loro dipendenti sono quei ragazzi che sono passati qualche anno fa da voi e che di fatto hanno in parte acquisito, ma in parte anche nel loro DNA, già un po' questo tipo di approccio. Allora perché è importante averlo? Perché è un modo per entrare in relazione con quelli che saranno i vostri futuri, diciamo, alunni, ma che saranno anche i nostri futuri cittadini. Quindi questo è, come dire, un messaggio un po' diverso rispetto a quello che ho portato in passato, che mi sembra importante però segnalarvi. E rispetto poi, come dicevo, al tema invece aziendale, un altro tema importante è che in questo momento, prima avete visto una figura che è quella dell'agricoltore 4.0, nelle aziende si sta parlando della industria 5.0 e della società 5.0, quindi come dire, la dimensione soprattutto tecnologica sta trasformando moltissimo, e anche la pandemia con tutti questi processi di tecnologia che sono entrati anche nella scuola, stanno trasformando tantissimo le relazioni tra le persone e stanno trasformando moltissimo anche la fruizione anche dell'educazione da parte degli adulti e da parte dei ragazzi. Quindi è molto centrale inserire all'interno delle classi una relazione che sia sempre di più umana. E quindi, come dire, qui sto portando una componente che non è quella tecnologica ma quella umana. Immaginare che voi insegnanti possiate avere in classe appunto dei volontari, dei professionisti di altri mondi che insieme a voi ingaggiano di più i ragazzi nella lezione, è sicuramente un aspetto centrale.
ma soprattutto per far comprendere loro come fenomeni come l'intelligenza artificiale, ad esempio, come la robotica, entreranno sempre di più nella nostra vita di tutti i giorni, anche nella dimensione lavorativa, e quindi, ma anche quella di fruizione come cittadini. Quindi diventa centrale non tanto focalizzarsi sulle professioni, ma focalizzarsi su quelle che saranno le sfide future e il fatto che queste sfide avranno un livello altamente tecnologico e quindi la componente umana, la capacità di ognuno di noi di comprendere questi fenomeni diventerà ancora più importante. Quindi, come dire, una visione molto umanocentrica, probabilmente non era quello che vi aspettavate, visto che sono partita da una componente molto tecnologica, ma questo invece è un po' il futuro che si prospetta. Ed è chiaro che l'istruzione, l'educazione, quindi la figura dell'insegnante diventa ancora più centrale. Un insegnante che rivoluziona però anche lo spazio dove fa lezione è un altro aspetto assolutamente centrale. Un insegnante che usa la tecnologia, ma non per fare un webinar a distanza, ma che usa la tecnologia per far sì che il sogno che i ragazzi hanno possa essere in qualche modo appunto diffuso su una scala maggiore grazie alla tecnologia, ad esempio. Questo lo si può fare con i percorsi che Junior Achievement offre. Quella che una volta si chiamava competenza imprenditoriale, noi ora in questo momento la stiamo chiamando life skills, perché questo forse è l'unico elemento un po' americano che vi portate a casa da questa conversazione di oggi pomeriggio. Si dice sempre che la scuola italiana prepara molto sulle conoscenze, meno sulle competenze. Ecco, imparare di più ad allenarsi nei confronti delle competenze vuol dire poter attivare anche a scuola una serie di comportamenti che solitamente i ragazzi non riescono a attivare se la didattica è frontale. Se la didattica invece è laboratoriale, questo accade. Ma sono sicura che chi è in questa sala questo fenomeno l'avrà sicuramente già sperimentato. È un'esperienza, come dire, importante, che costringe a rivedere i propri metodi anche di insegnamento, ma considerate che nelle aziende le persone si ritrovano nella stessa vostra situazione, a dover rivedere completamente i modi in cui fanno le riunioni, i modi in cui raggiungono i clienti, quindi questo tema i ragazzi se lo ritroveranno ed è importante che voi possiate in qualche modo già prefigurare questo che è il futuro che loro si troveranno appunto poi ad affrontare. Quindi un orientamento che è orientamenti, quindi userei il plurale, non il singolare, perché il futuro è un futuro plurale, ecco, e quindi sarà sempre più importante inserire nella scuola tantissimi di questi elementi e far sì che ogni classe sia sempre più non solo inclusiva, ma anche aperta e agile. E ognuno di voi sono certa che potrà capire qual è il modo migliore appunto per farlo al meglio. E anch'io mi unisco al messaggio di Eros, del nostro imprenditore capofila degli imprenditori veneti, che ci auguriamo insomma possa entrare nelle vostre classi, per ringraziarvi perché la vostra professione è, come dire, la professione più importante in questo momento di cui l'Italia ha bisogno, perché voi lavorate con i ragazzi, con i bambini e il capitale umano, proprio per quello che vi dicevo prima, in una società sempre più complessa e con le sfide che dobbiamo sostenere fa la differenza. Quindi siamo nelle vostre mani. Grazie. Grazie a te Miriam, adesso Laura Donà. A lei volevo chiedere, vista dal Ministero, quindi... È perché questo... Ecco, ok, adesso va. Okay. Vista dal Ministero, qual è l'importanza delle attività legate alle competenze trasversali o, col termine che ha usato adesso Miriam, life skills, svolte nel contesto scolastico, e quindi qual è il valore di una didattica esperienziale capace di andare oltre la dimensione più propriamente detta della alternanza scuola-lavoro, quindi dello studente in azienda, senza voler togliere valore a questo tipo di esperienza. Allora, intanto grazie per questo momento. Io porto il saluto del direttore generale, la dottoressa Carmela Palumbo, che purtroppo sapete che c'è stato il ministro e quindi ha dovuto un po' seguire tutti i percorsi del ministro e quindi non ha potuto essere presente, e si scusa particolarmente perché con l'ufficio 2, ovvero la dottoressa Riggio e la professoressa Menditto, ha fortemente voluto questo momento proprio la dottoressa Palumbo, e quindi
io che partecipo a tutti i lavori dell'ufficio scolastico regionale, mi sento di poter dire, anche perché anni fa mi ero occupata per un anno che avevo fatto di esperienza al cosiddetto IRE, adesso è passato in dire, avevo fatto una ricerca proprio sull'alternanza scuola-lavoro quando si chiamava alternanza scuola-lavoro. Posso dire che utilizzare dei momenti scolastici dentro il curriculum per lavorare sulle competenze trasversali direi che è imprescindibile oggi. Perché è imprescindibile? Perché prima di tutto permette agli studenti e alle studentesse, che vi do il benvenuto perché vedo che un gruppetto siete appena arrivate e vi siete ambientate, e quindi mi direte se condividete quello che sto dicendo oppure no, avere questi momenti permette agli studenti e alle studentesse di capire perché studiare, per esempio, no? E che cosa serve acquisire delle conoscenze, trasformarle in abilità, e sicuramente il mondo imprenditoriale che voi rappresentate ci può far capire quali competenze vi servono, non perché la scuola debba costruire esattamente quelle competenze lì, perché sappiamo che il mondo del lavoro è in continua evoluzione, ma perché i docenti in primo luogo che seguono come tutor o nei consigli di classe queste esperienze possano far tesoro di queste competenze come arricchimento del lavoro che invece viene fatto tradizionalmente, diciamo, sulle conoscenze e sulle abilità. Un altro elemento che mi sento di dire, e qui faccio un po' una provocazione al mondo imprenditoriale, avere dentro alla scuola queste esperienze con esterni, cioè non con docenti, ma con esperti del settore, disorienta un po' la scuola. Pensate cosa dico. Cioè noi abbiamo la scuola che si disorienta, e chi della scuola si disorienta? Il corpo docente, la struttura, il core business che noi abbiamo della scuola per eccellenza, perché vogliamo invece aiutare ad orientarsi gli studenti. Quindi paradossalmente, se la scuola un po' si disorienta, solitamente però si accresce. Perché dico questo? Perché tutti gli insegnanti, in particolare ho presente i tutor degli studenti in PCTO o comunque il gruppetto di docenti dei consigli di classe che poi collaborano alla realizzazione dei PCTO, ci dicono gli studenti e le studentesse dopo percorsi di questo tipo sono cambiati, cambiano, perché cominciano a farsi queste domande. Ma questa cosa che sto vedendo all'interno del mondo del lavoro mi interessa o no? Può essere un mio settore di investimento per il mio futuro o no? Quello che sto studiando è effettivamente quello che volevo fare oppure no? E queste per noi, mondo della scuola, sono le domande chiave, cioè quelle che possono aiutare i singoli studenti, studentesse, a meglio focalizzare l'impegno, la motivazione allo studio e magari anche decidere meglio nel passaggio dalla conclusione degli studi secondari di secondo grado sul che cosa fare dopo, cioè se, come abbiamo sentito stamattina chi è stato ad ascoltare, no, in auditorium le esperienze di ITS, abbiamo sentito storie disparate di ragazzi e ragazze che avevano iniziato l'università, qualcuno che non voleva fare l'università ma voleva maggiormente specializzarsi in qualche settore. Ecco, le attività di questo genere, quindi sulle competenze trasversali, sono, potrei dire, un viatico proprio, cioè un ingrediente indispensabile per fare questo genere di lavoro, diciamo, all'interno della scuola e soprattutto per supportare le scuole e gli insegnanti su questo territorio che potrebbe essere una terra di nessuno altrimenti. Perché? Perché più difficilmente andiamo ad incastrare queste competenze nei diversi percorsi disciplinari puri. E questo genere di immersione nei PCTO è particolarmente rilevante nell'istruzione tecnica professionale che da noi in Veneto è solitamente ben, diciamo, rappresentata e anche nei benchmark di scelta dei percorsi orientativi rispetto alle
diciamo alla media nazionale, abbiamo un sensibile aumento di scelte sull'istruzione tecnica e professionale rispetto all'istruzione liceale. Parlo rispetto alle regioni del nord Italia, alle regioni del sud, ma sulla media nazionale. Ecco, non so se intanto questa prima parte di risposta può in qualche modo contribuire al dibattito che stiamo facendo, dottoressa. Assolutamente sì, uno spunto interessante mi ha colpito il fatto che gli esperti possono disorientare per orientare, quindi la necessità di integrare anche il modo in cui gli esperti entrano nella scuola, è una delle cose che cerchiamo di fare. E l'altro impegno che ci vede protagonisti, ora saluto naturalmente le studentesse, la dirigente e la docente del Liceo Mamoli, cui poi chiederò di raccontare l'esperienza, gli abbiamo chiesto di venire qua finita la presentazione di Union Camere, ma ancora due battute a Miriam Cresta e a Laura Donà. A Miriam appunto dicevo l'importanza anche di formare i docenti, quindi di formarli affinché sappiano cogliere le sfide dell'orientamento che sono anche nuove e banali e non banali. Cosa può fare GIA, cosa fa GIA in questo senso proprio per assicurarsi di sostenere il docente in questo tipo di percorso? Grazie Alessandro e grazie assolutamente anche alla dirigente, si capisce che c'è come dire anche una base di indire, Sì, esatto. Perché effettivamente come dire, sicuramente il caso Veneto è un caso particolare nel contesto appunto nazionale e la formazione tecnica è sicuramente un altro punto centrale di questa esperienza, così come una relazione già molto fitta tra il mondo della scuola e che dialoga appunto con le imprese e con le istituzioni. Quello che credo appunto è che la figura, come dicevo prima, dell'insegnante, ma anche quella del dirigente sono sicuramente le due figure centrali, no? Per riuscire a creare all'interno del loro istituto un contesto che sia un contesto che prepara sempre di più appunto anche a orientarsi, no? Verso questi futuri di cui parlavo ora. Per farlo bisogna un po' cancellare quelle espressioni come orientamento in entrata e orientamento in uscita che rappresentano anche dei momenti un po' topici all'interno delle scuole dove si ragiona però molto su quelli che sono dei contenuti informativi, no? Che i percorsi successivi mettono a disposizione. Bisognerebbe invece cercare di creare proprio un contesto dove lungo tutto l'arco della carriera, chiamiamola così, del percorso a scuola di un ragazzo o di una ragazza, ci siano diversi momenti in cui si può fare un po' una sorta appunto di riflessione, no? Su dove si è, su cosa si è imparato e anche su come quello che si è imparato può come dire, essere collocato all'esterno, nella realtà esterna. Quindi quando dicevo che per Junior Achievement queste tre parole di scuola, aperta, agile e inclusiva, sono importanti, mi riferivo appunto soprattutto a questa capacità anche di essere più aperti all'esterno, ma tenendo all'interno della scuola l'esperienza formativa. Proprio per questo Junior Achievement, quando ha progettato dei percorsi di orientamento e anche di alternanza, non ha pensato che i ragazzi dovessero uscire necessariamente e andare presso un'azienda a fare un percorso di tirocinio, ma che quel tirocinio potesse essere svolto all'interno della classe, perché lì c'erano i loro formatori, c'erano i professionisti della formazione, i loro insegnanti e il loro appunto dirigente. E l'azienda che dovevano mantenere in qualche modo una leadership, quindi rispetto al percorso di istruzione. Le imprese, le istituzioni sono a, come dire, supporto e quindi entrano a scuola, ma per supportare il progetto che è in mano alla scuola, che è un progetto quindi di orientamento verso prima di tutto una cittadinanza che sia il più possibile completa per i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola, a partire dal vivere bene l'esperienza che stanno facendo a scuola. Proprio per questo motivo quindi l'insegnante che tipo di supporto può aver bisogno? Può aver bisogno soprattutto di un supporto che lo aiuti a rivedere la metodologia didattica che attiva in classe. È un aspetto proprio pedagogico, dove nel day by day diventa anche difficile ritornarci, no? E questo invece è sicuramente centrale, quindi a ogni insegnante
posso consigliare di ritornare molto un po' a quelle basi, no? di quando si ragionava su che cosa voleva dire insegnare, entrare in una classe, usare quell'ora al servizio dei ragazzi, con un livello quindi di relazione che può aumentare e può spostarsi anche su una dimensione in cui i ragazzi sono più ingaggiati. Questo vuol dire applicare, ci sono tantissime metodologie in questi anni che sono state diffuse anche all'interno della scuola, logica ad esempio di classi capovolta, vuol dire usare, questo Junior Achievement lo mette a disposizione dei contenuti informatici e dei video per svolgere le lezioni in classe, quindi andare a creare delle lezioni che siano molto, come dire, anche diversificate come tipo di proposta. Vuol dire non dare a casa i lavori di gruppo, ma farli in classe e come insegnanti quindi anche, come dire, coordinare questa attività. Ma sto facendo degli esempi che sono certa molti insegnanti assolutamente attivi, no? La cosa importante poi è che quando ci sono delle testimonianze esterne, queste testimonianze non durino il tempo, diciamo, dell'ora della presenza appunto dell'imprenditore piuttosto che del consulente che è interno, che sta appunto partecipando a quell'incontro, a quella lezione con gli studenti, ma inserire questa esperienza come un'esperienza in cui la persona coinvolta racconta molto di sé, perché noi abbiamo bisogno di sentire queste storie, abbiamo bisogno di capire ognuno di noi, anche adulto, come è arrivato a fare quello che sta facendo, che è esattamente il percorso che ogni allievo deve fare, no? All'interno della sua esperienza scolastica. Quindi riportare proprio al centro dell'esperienza scolastica ogni singolo studente, ogni singola studentessa. Questo è l'aspetto più importante. E i metodi con cui farlo ci sono, si possono assolutamente individuare. Junior Achievement mette a disposizione anche alcuni progetti e quindi attraverso questi progetti gli insegnanti hanno anche il supporto al metodo, quindi hanno progetto e metodo insieme, due cose. Naturalmente per fare questo tipo di anche capovolgimento di modalità appunto di insegnare bisogna metterci delle energie, è un tema che porta anche a riorganizzare, no? la propria attività, ma credo, come dire, che faccia parte delle regole del gioco e sappiate che anche i manager in azienda le stanno affrontando come voi, quindi come dire, fa parte anche della logica, come dicevo prima, di questa società molto complessa, molto accelerata, che ci porta anche a rivedere proprio molto i nostri comportamenti e le logiche di attivismo nelle professioni appunto che noi esercitiamo. Grazie mille Miriam. Ancora un'ultima domanda per Laura Donà, in particolare qual è il ruolo dell'ufficio scolastico regionale, in particolare di quello veneto naturalmente, di fronte alle nuove sfide poste dai percorsi PCTO, quindi come si pone e con quali proposte e attività? Anche questa è una bellissima domanda. Intanto nel nostro stand abbiamo fatto un manifesto, un poster con un QR code dove potete accedere liberamente con un link a tutta una serie di materiali, tra cui anche alle iniziative di PCTO che l'ufficio scolastico regionale, grazie all'ufficio 2 qui presente, promuove, e a un'area che io coordino, che è Storia e Cultura del Veneto, dove anche con questa area noi promuoviamo nello specifico del Veneto alcuni percorsi di PCTO collegati alle lingue minoritarie, alle ville venete. Stiamo lavorando con le ville venete, sarà un PCTO per il prossimo anno, stiamo lavorando per anche PCTO appunto per il 2023-2024, perché l'ufficio scolastico regionale ha un compito di supporto alle scuole autonome. Quindi oggi noi parliamo di scuole perché ogni scuola ha con l'autonomia la propria possibilità di scelta anche rispetto ai percorsi di PCTO. Quindi l'ufficio scolastico regionale fa un po' un lavoro di matching, cioè di far conoscere delle realtà come il vostro progetto, che possono fornire valore aggiunto in questi percorsi e che possono quindi meglio sposare, se posso usare una metafora come termine, le linee di indirizzo del PTOF delle scuole. E direi che per quello che ho sentito la possibilità anche di avere PCTO all'interno della scuola, quindi non chiedendo agli studenti di fare quella che chiamo io andata e ritorno, no? Cioè l'andata in azienda e il ritorno
ritorno a scuola, ma che possano fare un'andata e un ritorno dentro alla scuola può essere un'altra sfida interessante, però deve sempre esserci, attenzione, un'andata e un ritorno, cioè un'esposizione a un'esperienza che sia non prettamente scolastica. E su questo, perché qual è l'obiettivo che l'ufficio scolastico regionale persegue nella selezione di tante proposte che ci arrivano di PCTO, perché ce ne arrivano tante, no? Quello che noi perseguiamo è che siano attività che permettano proprio di aiutare gli studenti a farsi la domanda: chi sono veramente, che cosa voglio fare? Perché non so qui voi ragazze che siete presenti, un ragazzo o una ragazza a 16-17 anni comincia a capirci qualcosa, ma ancora non ha le idee chiare, onestamente, non comincia a capirci qualcosa e la scuola, secondo noi, con queste esperienze può aiutarvi a capire qualcosa di più. Tant'è vero che nella scuola che ho fatto io, ormai io mi chiamo diversamente giovane, queste esperienze non c'erano e quindi ci si doveva arrivare da soli a fare questa operazione, mentre questi percorsi possono di fatto aiutare i ragazzi e le ragazze intanto a distanziarsi dall'idea dei vostri genitori, se posso permettermi, cioè che cosa voglio fare io indipendentemente da quello che mio padre e mia madre mi suggerisce, non che quello che i vostri genitori vi suggeriscano sia sbagliato, è però una loro indicazione, mentre la possibilità di esporvi anche a percorsi di questo tipo con esperti e docenti che collaborano per voi, vi può aiutare a restituire significato su chi siete e su quello che volete fare. Perché qualsiasi azienda da noi in Veneto che poi assume studenti e studentesse ci dicono: vogliamo assumere qualcuno che sappia fare qualcosa di significativo per la nostra azienda o per la nostra attività. Perché ciò avvenga occorre che ci sia una persona convinta, appassionata, che si impegna in quel lavoro lì. E per ultimo, come ufficio scolastico regionale facciamo anche delle azioni di monitoraggio, proprio per capire che le esperienze che le scuole poi fanno di PCTO vadano a pallino, dico io, cioè possano effettivamente realizzare un accrescimento di queste competenze che poi sono alla fine fondamentali nella vita e nello sviluppo di un progetto personale. Grazie mille dottoressa, e a questo punto io chiedo veramente alle ragazze di salire avevamo pensato una testimonianza di Ningmati e Navera Navid, poi per la foto salite tutte, è un piacere avervi con noi, lascio il palco al femminile in questa giornata che comunque è una giornata importante per tutte le donne, a raccontarci qual è stata la vostra idea, il vostro percorso. So che non è solo quello della No, rimanete sul palco, lascio il palco al femminile se volete, senza problemi. E quello che è stato il vostro percorso, quindi qual è la vostra idea che è stata premiata, immagino abbiate anche qua il vostro cartello, penso che Miriam e Laura Donà possano intervistarvi tranquillamente mentre io mi alzo. Partiamo dall'idea della vostra, che vi ha permesso di vivere questo premio di storie di alternanza attraverso l'esperienza fatta con Imprese in Azione, ma anche, lo dico a Miriam che sa di cosa parlo, attraverso il percorso di Girls in STEM, perché queste sono due Girls in STEM. Beh, dunque, prima di tutto è veramente un piacere rivedervi. L'ultima volta che ho visto queste due ragazze, queste due studentesse, erano a testimoniare, diciamo, l'esperienza che si può fare con i programmi Junior Achievement davanti al nostro capo globale la scorsa estate. Quindi è stata un'iniziativa, diciamo, dove Junior Achievement in Italia è stata coinvolta perché la nostra associazione in questo momento in Europa ha una leadership importante su tutti i temi appunto legati alle scuole e legati soprattutto alle scuole superiori. E questa leadership abbiamo voluto trasferirla in ambito globale portando appunto alcune testimonianze, alcune voci di nostri studenti e studentesse.
Mati e Navide erano entrambe, diciamo, appunto 2 studentesse testimoni e quindi, come dire, lì abbiamo avuto veramente la possibilità di vederci per la prima volta in questo contesto, diciamo così, importante, dove Junior Achievement Italia celebrava anche l'avvio appunto di questi 20 anni nel nostro paese, che per noi è assolutamente una data importante. Sono 2 goals in STEM perché Junior Achievement in Italia promuove un percorso dedicato appunto alle competenze, diciamo, STEM. Questo acronimo vuol dire appunto scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, e ci raccontano loro adesso perché questa cosa, diciamo, queste STEM a loro piace molto e soprattutto come si sono appassionate a questi contenuti nelle loro scuole. Ok, allora, innanzitutto vorrei ringraziarvi per averci invitato qua. Allora, riguardo alla domanda della signora Cresta, Miriam. ok, la signora Miriam, posso dire che allora, per noi è stata davvero una grande sorpresa aver vinto il premio STEM. Questo perché? Perché noi siamo una scuola, un liceo di scienze umane indirizzo sociale e economico. Ok, sì. Sei sicura del Non mi ricordavo. Stavo aspettando il loro sì. Promossa. Perfetto. E non ci aspettavamo di vincere questo premio, che è appunto molto legato alla scienza e tecnologia. Sono materie che si vedono di più negli istituti tecnici oppure ad esempio al liceo scientifico. È stata una vera sorpresa. Appunto per questo motivo, e dobbiamo, secondo me, siamo state scelte anche per questo premio delle Girls in STEM, proprio perché non è limitato, questo STEM non è limitato a queste materie scientifiche, come può, diciamo, indicare il termine. Indica una vera e propria disciplina, diciamo una vera disciplina, un vero e proprio mindset, secondo me, che si può apprendere in qualsiasi scuola, da uno scientifico ad uno scienze umane, come nel nostro caso. E aver vinto, diciamo, questo premio ci ha avvicinato ulteriormente alle materie STEM, perché comunque già le fondamenta c'erano. A noi piace pensare che la nostra sia una scuola molto molto trasversale, e abbiamo qua infatti anche la nostra amata preside, la nostra anche professoressa di italiano, che continuano sempre a portarci, diciamo, a appassionarci di più alle materie che impariamo. Una delle materie fondamentali della nostra scuola, ad esempio diritto e economia, ci avvicina ad ogni aspetto della società, non solamente al diritto inteso come la Costituzione italiana e economia intesa alle leggi economiche, ma ci portano proprio all'interno dell'attualità dei nostri paesi, all'attualità del nostro paese e del mondo esterno, per il quale abbiamo, secondo me, una veduta a 360 gradi del mondo. Ovviamente non è ancora a 360 gradi perché siamo ancora giovani per averla a 360 gradi, però ci stiamo avvicinando. E quindi niente. Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Navera Navid e per quanto riguarda GEA penso che a tutti noi, soprattutto a me e Mati, abbia aiutato tantissimo a concretizzare tutto ciò che abbiamo appreso durante, diciamo, l'esperienza di PCTO, perché ci ha aiutato davvero a capire questo mondo, avvicinandoci ulteriormente, in quanto comunque prima eravamo interessate ma non ne avevamo una minima idea di cosa fosse, insomma, cos'è un business plan, come si fa un pitch, da dove si inizia, se hai un'idea come fare. Quindi sicuramente questa esperienza è stata fondamentale per la nostra formazione da questo punto di vista e penso che sia molto importante nelle scuole. È vero che facciamo una scuola, appunto, un scienze umane ad indirizzo economico-sociale, ma questa esperienza, diciamo, ti avvicina più alla praticità dell'imprenditorialità rispetto alle fonti, alle nozioni, diciamo, teoriche che si imparano. Infatti siamo riusciti a mettere insieme entrambe le cose, quindi spesso succedeva che durante le lezioni di economia magari parlavamo di qualcosa legata proprio a PCTO. Quindi siamo davvero riusciti a imparare a 360 gradi, portando avanti sempre di più questi progetti, partecipando ad altre competizioni e riuscendo a capire effettivamente cosa vogliamo fare anche all'università poi. Ad esempio prima eravamo convinte di altre cose che magari ci piacevano o non ci piacevano e con questa esperienza invece siamo riusciti a chiarire molto di più le nostre idee, infatti addirittura stiamo pensando di andare a studiare economia.
Quindi niente, sì, penso che il ruolo di JA sia stato fondamentale, almeno nel nostro caso, soprattutto il progetto Girls in STEM, perché comunque adesso abbiamo altri incontri, altri eventi con JA e sono secondo me davvero molto importanti, molto fondamentali e cruciali soprattutto nella formazione degli studenti nelle scuole. No. Allora, intanto grazie ad entrambe perché è molto bella questa esperienza. Mi viene in mente, prima di farvi la domanda, vi racconto una cosa e poi vi faccio la domanda. Abbiamo avuto da poco a Verona, in Camera di Commercio, una mostra bellissima titolata STEM, portata da una biologa molecolare che ha fatto una mostra fotografica su tutte donne che si distinguono nel mondo, in alcuni paesi che lei ha visitato, per le competenze STEM. Tra queste persone vi seleziono una studentessa di fisica presso l'Università di Padova che ha raccontato che lei non pensava di essere esperta o capace in fisica, che anzi forse la materia con la quale andava meno bene nella scuola secondaria di secondo grado era fisica, però aveva un sogno, quello di diventare astronauta come Samantha Cristoforetti. E quindi lei ha detto: possibile che io non ci possa riuscire, devo farcela. E si è introdotta in fisica, sta facendo questo percorso e vuole prepararsi per diventare astronauta. Allora, mi ha colpito, no, Navid ti chiami? Mati, quando tu hai detto, sì, nella nostra scuola che è ad indirizzo economico-sociale, pensavo che le STEM fossero meno, diciamo, centrali, no? E invece attraverso questa esperienza di PCTO le hai trovate centrali. La domanda che ti faccio è: allora, che suggerimenti potresti dare a noi scuola per aiutare studenti, studentesse che non hanno fatto questa esperienza come hai fatto te e per farci capire come possiamo quindi meglio aiutarvi attraverso questa esperienza? Ok, allora secondo me non serve... Cioè, sì, serve, è fondamentale fare questa attività di JA Italia. Per arrivare... Sei una promoter a tutti gli effetti. Assolutamente, ecco, sì. Bene, perché è fondamentale? Allora, è fondamentale perché ci ha aperto ad una nuova view, possiamo dire, un nuovo orizzonte scuola che non pensavamo fosse possibile. Io mi ricordo quando all'inizio ci è stato proposto questo progetto che ci stavamo lamentando tutti nel voler andare in struttura e fare il nostro lavoro in struttura all'asilo, all'aeroporto, all'ospedale o quello che si fanno di solito, quello che si fa di solito nei licei, e ci hanno detto: secondo noi fare questo tipo di esperienza, imparare che cos'è l'imprenditorialità e approcciarvi così già da subito al mondo del lavoro vero, che alla fine è quello che più si avvicina poi a quello che siamo noi, anche come scuola, sarebbe stato più utile. Noi all'inizio non eravamo convinte e questo l'abbiamo capito facendo. Quindi secondo me anche in questo caso è facendo che, ad esempio, questa ragazza ha capito che fisica era la sua materia, cioè essere astronauta era la sua vocazione. Quindi la scuola dovrebbe portare delle iniziative interattive. Cioè, secondo me limitarsi alla semplice video lezione nella quale c'è l'esperto che ti spiega non serve tanto, perché gli studenti si distraggono e magari perdono cose che gli sarebbero potute interessare, però sappiamo come sono gli studenti e provano ogni modo, diciamo, trovano comunque il modo per non ascoltare in un modo o nell'altro. Quindi secondo me la cosa che ha distinto questo progetto è stato il fatto che noi non eravamo dei semplici uditori, noi eravamo le protagoniste, noi eravamo lì per fare. Il progetto è stato fatto per noi e noi eravamo al centro di questo progetto. Tutti gli adulti, gli insegnanti erano solamente di contorno, mentre progetti come andare all'aeroporto, tu sei lì, sei una specie di dipendente e fai quello che ti ordinano. In questo caso no, eravamo noi al centro, eravamo noi che dovevamo capire come amministrare le cose. Quindi secondo me è stato facendo queste cose, quindi lavorando, facendole davvero, che siamo arrivati al punto
Siamo arrivate proprio a imparare. A prendere il premio. Esatto. Va bene. No, molto interessante. Questo discorso che tu fai ci dà un'ulteriore conferma rispetto alle testimonianze di stamattina sugli ITS, che tutti dicevano negli ITS facciamo team working, no? E quindi ci dicevamo con l'assessore Donazzan, ma insomma nelle scuole bisogna che facciamo anche questa cosa qua, visto che tutti la considerano un elemento chiave. Una domanda invece, Navid adesso non sbaglio. Navera. Navia. Navera, Navid è il cognome. Ok, Navira, chiedo scusa. No, Navira, ok? Navera. Bene. Allora, senti, tu invece ti faccio una domanda un po' più intrigante, che è questa. Prima di fare l'esperienza che hai fatto, di questo tipo, come eri, e quando l'hai fatta, come sei diventata? Cioè, che cosa è cambiato? Oddio, sono davvero tante le cose, la lista è lunga. Allora, riesci a dirmi 3 cose? Sì. Allora, innanzitutto quello che è cambiato, il mio public speaking. Prima anche solamente l'interrogazione mi veniva un'ansia assurda, cioè io neanche davanti all'insegnante che magari conoscevo da 3 anni riuscivo a parlare. Adesso invece riesco, cioè nel senso, perché mi sono esercitata, ogni volta che abbiamo fatto il pitch davanti a esperti di qua e di là, insegnanti, compagni, ad una certa ti abitui, per forza, perché fai talmente tanto esercizio che poi davvero lo impari, e secondo me questa è stata una delle cose fondamentali più importanti che JA mi ha lasciato. Quindi questa innanzitutto 1. Grazie. Grazie dell'applauso, perché è proprio bella questa cosa che ha detto, vero? Là in fondo, bene, condivido. Quindi 1, 2. Seconda cosa invece è mai, ma proprio mai, farsi limitare, 1 dagli schemi sociali che già la società ne mette di suo, ma 2 da se stessi, perché se la società ti dice che tu magari facendo una certa scuola, essendo una certa persona, proveniendo da un certo background non puoi fare determinate cose, anche tu te ne metti di tuo dicendo sì, però se tutti lo dicono magari è vero. Quindi assolutamente fai con la tua testa. Se tu sei convinta di farla, magari anche a scuola vai male in quella materia, falla, buttati, non mollare affinché non hai provato almeno 10 volte, affinché hai la conferma al 1000%, provando, facendo, rifacendo, che non lo puoi fare, lì puoi lasciarlo, ma mai solo ed esclusivamente da schemi, idee negative. Quindi questa è una cosa molto importante che io ho imparato e che secondo me mi ha permesso di crescere tantissimo come persona. Beh, anche qui merita un applauso, molto bello quello che ha detto. Guarda, complimenti, perché questa è una soddisfazione per la tua dirigente qua presente, la tua professoressa, oltre che per il progetto che ci dà la qualità del progetto, perché quello che hai detto è quello per il quale noi lavoriamo, capito? Cioè quello di andare oltre gli stereotipi e aiutare ognuna di voi a tirare fuori il meglio di voi. Quindi, bene, il 2 ancora più bello del goal primo. La terza cosa? Sono curiosa adesso. Ok, la terza cosa invece, le connessioni giuste. Entrando nel mondo di JA abbiamo incontrato tantissimi esperti, tantissime persone che ci hanno davvero aperto al mondo, uno dei quali il professor Armando Persico, che è stato fondamentale per noi. E conoscendo le persone giuste, parlando sempre con le persone giuste che magari ti portano a capire determinate cose della cosa a cui sei interessato, tu chiedi, parli, fai domande, capisci meglio dalle persone che hanno a che fare in primis con quella cosa. Quindi sicuramente il networking è stato molto importante, molto, molto formativo, anche perché abbiamo partecipato a eventi di JA a Milano, abbiamo incontrato tantissime persone anche che venivano dall'America, dagli Stati Uniti, quindi è stata un'esperienza davvero unica, quindi saper parlare con gente che magari non conosci, molto più grandi di te, molto più senior, quindi con molta più esperienza, ma che comunque stando con cui impari, ti fanno capire tante cose magari dalla loro esperienza, quindi sicuramente è stato molto importante anche quello. Molto bella anche questa cosa, applauso terzo, perché vedi, noi a scuola cosa facciamo spesso per questa cosa delle connessioni, l'hai chiamata, bella anche l'etichetta verbale che hai usato. Noi facciamo viaggi all'estero, gemellaggi, cose di questo genere, promuoviamo per aprirvi la testa, però il fatto che ci sia attraverso un progetto la possibilità di persone esterne che vi danno, come dici te, le connessioni e i contatti, vi apre l'orizzonte.
che è un altro elemento, l'apertura dell'orizzonte, la conoscenza non solo del territorio vicino, ma del territorio fuori dalla scuola, per capire perché la scuola è importante. E questo per noi scuola è un altro elemento importantissimo, perché a volte veniamo tacciati di essere un po' una specie di scatola chiusa, e invece noi no, vogliamo essere una scatola chiusa per alcuni aspetti, per darvi le skills di base, ma aperta. E quindi ringraziamo particolarmente questi progetti perché vi permettono di raggiungere queste 3 cose. Ne avremo anche delle altre, ma direi che queste 3 sono belle, vero? Non so se la dottoressa vuole commentare qualcosa su queste... No, io ci tengo semplicemente a dire che noi abbiamo scoperto che ci saremmo ritrovati tutti a Job Orienta casualmente. E questo è un altro elemento centrale, diciamo, di questa esperienza. Quindi Junior Achievement è davvero una piattaforma che mette a disposizione delle scuole che hanno voglia in qualche modo anche di osare, molte poi alternative che vanno oltre quelle che l'organizzazione stessa propone. Noi abbiamo naturalmente questa partnership strategica con Union Camere che ci porta ogni anno quindi a semplicemente avere un mini registro, che però è un elemento molto importante, dove tutte le imprese studentesche che vengono fatte all'interno della scuola hanno la possibilità poi di accedere. È un po' la stessa esperienza che fa chi da adulto decide in qualche modo di creare un'azienda e deve andare a iscriversi appunto alla propria Camera di Commercio. Ecco, questa è la stessa cosa che abbiamo fatto all'interno di questo percorso formativo. E la potenzialità che loro due vi hanno dimostrato oggi, quello che appunto sarebbe l'empowerment in inglese, le ha portate naturalmente insieme ai loro insegnanti e alla loro dirigente a questa, come dire, tappa finale di questo percorso appunto di Union Camere. Noi abbiamo semplicemente aperto una porta, si sono iscritte a un registro e da lì sono arrivate tra i finalisti appunto di questa competizione. Quindi questo è esattamente lo scopo, no? Aprire delle porte e far vedere, come dire, far vedere appunto dei mondi, ma anche appunto orientare disorientando, come dicevamo prima, quindi senza dare un contesto troppo chiuso, troppo definito, ma dare, come dire, alcuni confini e lasciare anche che ci sia una situazione che può creare un attimo anche di perplessità, un attimo di tensione, no? Loro prima hanno detto questo progetto era un progetto strano, non lo capivamo, facevamo fatica a codificarlo, quindi ecco, anche osare rispetto a questa dimensione io credo che sia assolutamente centrale se si vuole fare veramente del buon orientamento. Bene, abbiamo tirato un po' lungo, ma ne valeva davvero la pena, perché questa testimonianza dà il senso un po' del lavoro che noi facciamo, noi in GEA, ma noi nel mondo dell'educazione, della scuola. Quindi un profondo grazie, complimenti anche alla dirigente Ferrarini e alla professoressa Rao, c'è da essere orgogliosi di avere persone belle e significative come quelle che hanno portato adesso questa testimonianza. Io saluto chi è qui, saluto anche chi ci ha seguito in collegamento, invito tutte le studentesse, l'USR, le colleghe Delia, Francesca e Giulia, che ringrazio per il supporto, insieme al collega Armando che avrebbe tantissimo voluto essere qua con voi ragazze ma non ha potuto perché aveva un altro impegno, ma è con voi, nonché la dirigente e la docente, a salire, facciamo una foto col premio tutti insieme e grazie ancora a chi è venuto.